La finanziaria bis della regione rischia di decretare la morte della cultura siciliana. I primi a risentire dei tagli indiscriminati sono i dipendenti di teatri, enti lirici e fondazioni siciliane. Mancano quei finanziamenti che rappresenterebbero la linfa vitale del lavoro svolto da teatri, orchestre ed associazioni culturali. Nei mesi scorsi non sono mancate in tutta la Sicilia proteste, sit-in e occupazioni da parte degli stessi dipendenti ormai al collasso. Lavoratori che protestano contro la riduzione degli stanziamenti regionali per il 2014 e per la cancellazione della liquidità destinata al fondo per lo spettacolo, che soffocherebbe così le attività svolte dagli enti, fondazioni e associazioni culturali, rischiando di pregiudicare ogni forma di programmazione. Al taglio del 20% ci si chiede di abbattere del 20% il costo del lavoro sui salari dei lavoratori. Noi questa equazione non siamo più in grado di sostenerla, chiediamo che si sviluppi una azione politica vera e propria che ci possa consentire di inserire fatti gestionali, aspetti riorganizzativi che non costano niente. Il previsto taglio sulla finanziaria ci costringerà in alcuni teatri a calare il sipario e non è un termine artistico, significa chiudere un'attività culturale in una delle città palermitane, in una delle città siciliane. Questo non è accettabile, primo perché un popolo si misura per la sua cultura, secondo perché si perde un'occasione di rilancio economico del territorio, bisogna investire se bisogna uscire fuori dalla crisi.